un vero e proprio giallo. Allora cominciamo. Domenica 19 settembre 1943, dalle 9:30 sul Canal Grande, nei pressi di San Felice, si nota un viavai inconsueto di gondole che alla spicciolata, vuote, con un andare mesto e maestoso, passano per il Canal Grande e per il canale di San Felice. Perché questa strana processione? Vedete, questo è il canale di San Felice, davanti alla chiesa di San Felice. Perché questa processione voleva tributare l'estremo saluto a un personaggio che era morto e di cui si celebravano i funerali proprio alle 9:30 in tutt'altra parte della città, cioè all'ospedale civile. Questo personaggio abitava a Cannareggio, Calle Fontana, alla 38:25. L'avevano portato alla morgue dell'ospedale civile e quella mattina però gli era stato negato di poter avere il corteo funebre come si usa a Venezia. A Venezia di solito, voi lo sapete, e chi non lo sa invece glielo dico, si carica la bara su un feretro e il feretro a sua volta su un motoscafo che viene seguito da altri motoscafi o da gondole. In questo caso i gondolieri non avevano potuto seguire il feretro. Perché avrebbero voluto tanto farlo? Perché il dottor Giuseppe Iona, che era il defunto, curava gratis le famiglie dei gondolieri, che allora non erano certo agiati, anzi erano abbastanza bisognosi. Quella mattina invece, non potendolo fare, ecco che pensarono di tributare l'estremo saluto passando in silenzio davanti alla sua casa, o comunque nei pressi della sua casa. Il professor Iona era stato portato alla morgue, vi dicevo, dell'ospedale civile, e da lì era stato caricato appunto su un unico motoscafo e portato all'ospedale ebraico del Lido. Infatti il professor Iona era di razza ebraica, ma non di fede ebraica, perché lui era un laico, era un positivista. Perché tutte queste precauzioni? Intanto dobbiamo considerare che il 12 di settembre, 4 giorni dopo l'armistizio, i tedeschi erano entrati alla Grande a Venezia, avevano preso mano militari e quindi anche avevano preso tutte le misure per la pubblica sicurezza. Quindi no assembramenti, avevano cominciato a fare anche alcune rastrellate. E sabato 18 la questura proprio espressamente si era preoccupata che il funerale di Iona non avesse tanto seguito. Perché? Perché era conosciuto in città, perché era stato primario per molti anni all'ospedale civile, ma anche proprio per il suo impegno filantropico e per il suo prodigarsi per i malati poveri. Si prodigava vicino a casa in un ambulatorio che aveva proprio in casa. E che cosa scrive il questore il 18, cioè il giorno prima? Domani, domenica, alle ore 9:30 avranno luogo i funerali del professor Iona Giuseppe. Il motoscafo partirà alle 9:30 dall'ospedale civile, lato Fondamente Nuove, accompagnato da 10 correligionari del defunto, che prenderanno posto nello stesso motoscafo funebre diretto al cimitero ebraico di San Nicolò del Lido. Ad alcuna altra persona è consentito di accompagnare il defunto, fatta eccezione dell'avvocato Enzo Milner, esecutore testamentario. E la preoccupazione di far osservare queste norme è tale che si coinvolgono 2 commissariati. I commissariati di Castello e di Lido disporranno efficace vigilanza ad evitare eventuali incidenti e per far rispettare le presenti disposizioni.
speciale raccomandazione rivolgo al comando del Lido, dove c'era il cimitero ebraico, il quale si avvarrà anche dell'ausilio dei carabinieri della stazione del Lido, qualora fosse necessario. Ma chi era questo morto? Un capomafia? Era un bandito? Era un personaggio che faceva le rivoluzioni? Ma lo vedremo adesso. Fatto sta che comunque il funerale si svolge con grande calma e arriva il feretro all'ospedale ebraico del Lido. Il maresciallo di pubblica sicurezza scrive: stamane alle ore 9 col rito ebraico hanno avuto luogo i funerali del defunto professor Giuseppe Iona. Sono intervenuti una cinquantina di persone tra medici, correligionari e amici dello scomparso. Per chi non lo sappia, i funerali ebraici si svolgono di solito facendo circolare in una piazza o in campiello, in questo caso un giardino dell'ospedale, il feretro, e tutti gli amici e i parenti lo seguono e ricordano il defunto. E così però successe anche quella domenica mattina. Le norme di sicurezza non riuscirono a vietare che all'interno dell'ospedale i cari amici e colleghi potessero quindi dedicare un rito funebre dignitoso al compianto professore. La salma è stata imbarcata sul motoscafo funebre ormeggiata alla riva della fondamenta dei mendicanti, sul quale, compreso il rabbino, che era Adolfo Tolenghi, quasi cieco fra l'altro, hanno preso posto 7 persone. Si è diretto al cimitero israelitico di San Nicolò del Lido, nessun incidente si è verificato. Controllo attentissimo. Ripetiamo, ma chi era questo mostro che era morto, che faceva temere così tanto? L'atto di morte ci dice in maniera laconica che appunto alle 3:50 di notte del 17 settembre del 1943 a Castello 6778, cioè non la sua abitazione ma l'ospedale, è mancato di vita il dottor Iona, di anni 76. Non si dice per che cosa sia morto, si dice solo che è morto nella notte fra il 16 e il 17 dicembre. Allora dobbiamo fare un passo indietro. Chi era Giuseppe Iona? Giuseppe Iona nasce a Venezia, quindi veneziano, il 28 ottobre 1866. È l'anno della liberazione di Venezia. Venezia diventa italiana, passa l'Italia e è il quarto di 5 fratelli. Studia al liceo Marco Foscarini, quindi abbastanza vicino a casa, dove si diploma e è un studente modello. Guardate, si diploma con 97 centesimi, quindi abbastanza bene. Vivere come un ebreo in quell'epoca non era problematico. Gli ebrei si erano inseriti benissimo nella comunità veneziana. Le porte del ghetto ormai si erano aperte da mo', ma anche prima che si aprissero, le due comunità veneziana e ebraica avevano imparato a convivere molto, molto bene. E Giuseppe si laurea a Padova nel 1892 e poi resta anche all'Istituto di Anatomia. È un giovane promettente e quindi Augusto Bonome lo vuole perché appunto impari anche il mestiere e approfondisca gli studi. Tant'è che nel 1895 entra all'ospedale civile con l'anatomopatologo Luigi Paganuzzi, prima con la medicina seconda, ma poi anche continua lo studio in anatomia patologica. È da precisare che in questo periodo della storia anche della scienza e in particolare della storia della medicina veneziana, la collaborazione fra medicina interna, cioè quella medicina clinica diagnostica, e la medicina anatomopatologica è molto importante, perché gli studi e gli approfondimenti si spostano un po' dalle università agli ospedali
perché gli ospedali diventano laboratorio di sapere e addirittura l'ospedale civile di Venezia ha una sua scuola di formazione per i medici post lauream, perché si riscontra la necessità di formare i medici laureati e di abituarli all'osservazione e allo studio al letto dei pazienti. E questa nostra scuola di medicina sarà molto importante. Il professor Giuseppe Iona poi ci insegnerà e creerà una serie di allievi molto bravi che poi andranno anche in giro per l'Italia e alcuni andranno anche a Padova. Ma vi è anche un reparto israelitico a Venezia. Perché? Perché fino alla metà dell'Ottocento si era ritenuto, anzi da prima, dal 1832, si era ritenuto opportuno concedere alla Fraterna della Misericordia, che era l'istituto assistenziale ebraico, di avere dei locali per l'uso dei poveri infermi israeliti. E addirittura si era creato anche un custode perché garantisse loro i riti e il cibo ebraico. Pensate, 1832, quindi segno di una convivenza molto avanzata e anche molto partecipata. Nel 1944 e nel 1946 addirittura il rabbino Abraham Lattes, famoso rabbino, anche uomo colto, non solo veneziano ma anche nazionale, paga i restauri dei locali. Poi si crea una nuova sede per separare le donne, per comodo ricovero di 16 malate. Nel 1911 ci sono degli spostamenti, nel 17-19 sono concessi 2 locali separati nelle medicine. Quindi si asseconda quella che è la distribuzione per specializzazioni. All'interno di questa distribuzione nelle medicine si creano anche dei locali separati per gli ebrei. Quindi convivenza ottimale sia in città che nell'ospedale. Siamo nel 17 e nel 19, prima guerra mondiale, e tutto comincerà a inclinarsi però dopo il 24 con l'avvento dell'epoca fascista. Ma anche le pietre parlano di questa convivenza nell'ospedale. Entriamo nell'androne della Scuola Grande di San Marco, che è poi stata fagocitata dal nosocomio cittadino, e vediamo una serie di lapidi che testimoniano la benevolenza e la beneficenza di tutti i veneziani per il loro ospedale e per la cura dei più bisognosi. Non dimentichiamo che inizialmente l'ospedale era nato per la cura soprattutto dei poveri. Pensate che era stata fatta una tassa sul vino per poter contribuire alle rette dei poveri. I ricchi tendevano a curarsi a casa e solo con l'avanzare delle tecnologie mediche i ricchi, gli agiati entrarono e quindi si crearono dei reparti perdolzinanti. Ma in queste lapidi che costellano l'androne dell'ospedale civile dal lato dei Santi Giovanni e Paolo, noi vediamo un sacco di ebrei. E sono Jacopo e Isacco Treves e Bonfili che fanno un lascito cospicuo nel 1851. Poi un Jacob Fano, ma sarebbe Jacob Fano del 1853. E così via, vedete, Isacco Belilios, Abraham Herrera. Questi sono degli esempi che ci mostrano come appunto anche non solo la presenza di benefattori, ma anche la presenza di medici ebrei facciano crescere l'ospedale. Pensiamo a Giacinto Namias, pensiamo ai molti medici ebrei che ricoprirono dei ruoli importanti anche di primariati nell'ospedale. Giuseppe Iona entra e quando riesce a ricoprire il ruolo, di dissettore anatomico, creerà un gabinetto di anatomia. Perché? Proprio perché ritiene che i reperti anatomici, quindi lo studio sui reperti, sia importante come formazione anche della, come vi dicevo prima, della medicina clinica. E questi reperti ancora ci restano e fanno parte del museo che lui ha attivato. Queste sono le cassette dei dissettori, vedete, con un'aria un po' truculenta,
con tanto di seghe e di tenaglie, ma insomma i dissettori dovevano verificare quelle che erano la situazione anatomica. E quindi Giuseppe Iona, alla morte di Paganuzzi, che è in medicina seconda, lo supplisce. Consegue intanto a Padova la libera docenza di patologia medica. Nel 1902 vince un primariato a Grosseto, ma non se lo vogliono far scappare e pochi mesi dopo lo richiamano a Venezia a sostituire il dissettore anatomico. Quindi lui rientra e nel 1905 vince il primariato di anatomia patologica, dove resterà fino al 1912. In questo periodo potenzia il gabinetto di batteriologia. Ci sono dei bei carteggi in cui lui si offre di fare questo lavoro gratuitamente perché ci crede molto. Fra l'altro Iona non si sposerà mai, resterà sempre scapolo perché viveva con la sorella nubile e quindi che era anche un po' malata, per cui la assiste e investe tutte le sue energie nell'ospedale civile, nei suoi allievi, nel creare appunto sia il gabinetto di batteriologia che l'istituto di anatomia patologica, ma non si dedica solo alla, diciamo, alla pratica. Pensate che in questo suo periodo riesce a creare varie pubblicazioni di suo pugno, qui non sono solo uno ma sono 21 mi pare, e 35 dei suoi allievi. Quindi è un uomo che vuole condividere le sue ricerche, i suoi studi e fare scuola. E di questo i suoi allievi gli saranno grati anche nei periodi più disgraziati della sua vita, cioè quelli della legislazione razziale. Nel 12 prende il posto di Paganuzzi, diventa primario di medicina seconda. È un cambio, un'inversione? No, è una progressione quasi naturale. E infatti gestirà le sue lezioni nella scuola dei medici dell'ospedale civile, proprio cercando sempre di creare una discussione continua attorno ai casi più complessi, in modo tale che l'anatomopatologo e il medico internista, che poi sarà lui primario, siano sempre al capezzale dei malati o dei defunti più interessanti per dibattere i casi per il bene di tutti. Nel 15-18 abbiamo la guerra e nel 17 una bomba austriaca, nonostante la croce sull'ospedale, sgancia una bomba proprio sulla sala San Marco. Oggi è una sala museale, ma allora c'erano 111 letti. Gli effetti saranno disastrosi, ma questo per dire che la prima guerra mondiale, ecco questa invece è la sala come sarà ripristinata, non più con i letti, ma come volevano i primari, in particolare anche Giuseppe Iona, come biblioteca storico-scientifica dell'ospedale civile. Ma questa sarà una storia che si realizzerà dopo la seconda guerra mondiale, dopo il 1945. Ma ritornando alla guerra del 15-18, anche Giuseppe Iona si dà da fare, come tutta la comunità ebraica veneziana. È una comunità che vive, agisce e si impegna vicino al fronte. Dopo Caporetto la disfatta è tremenda, anche Venezia è messa duramente alla prova e Iona diventerà responsabile del centro d'antimalaria veneziano e si adopererà molto anche per i militari, quindi darà la sua opera anche in questo. Ma in questo periodo, dal 21 al 25, viene eletto presidente dell'Ateneo Veneto. Quindi ricopre un ruolo anche nella cultura ufficiale veneziana, non solo in quella medica. Perché? Perché la sua famiglia, dal nonno Moisè Giuseppe Levi, al padre che era appunto Moisè Iona, erano medici, collezionisti
di opere antiche e profondi amatori della storia della Serenissima della Repubblica di Venezia. Quindi 3 generazioni di medici, ma 3 generazioni anche di amanti della storia della città. Ecco perché era così legato alla sua biblioteca, perché era una biblioteca di famiglia. Le sue radici, non solo di ebreo ma di veneziano, stavano in quella biblioteca. Tant'è che lui è un grande studioso proprio della storia veneziana. A sinistra abbiamo alcuni dei suoi libri più antichi, il suo microscopio e la facciata dell'Ateneo Veneto che lo elegge appunto dal 21 al 25 suo presidente. Durante il suo mandato affronta delle sfide molto importanti. Per esempio promuove la biblioteca circolante. La biblioteca circolante è una biblioteca per il popolo che presta i libri in giro e la potenzia. Non solo, ma dibatte quella che è la riforma sanitaria. Lui ritiene che non sia da riformare la sanità in sé, ma i luoghi in cui si praticano la sanità, che erano vetusti a Venezia. Auspicava addirittura che ci fosse un accentramento di cronici in un'area vasta e invece da un'altra parte l'accentramento di acuti, perché diceva sono 2 tipi di assistenza diverse che si devono fornire. Ma nonostante questo dibattito che lui aveva promosso, non si realizza il nuovo ospedale che si pensava di fare a Saccafisola perché costa troppo, l'avevano già progettato, e si pensa invece di mettere mano ai vecchi edifici dell'ospedale civile. Nasce un nuovo padiglione molto grande, molto efficiente, proprio lungo la laguna. Questo padiglione nascerà in maniera molto funzionale, rispondendo appunto a quelle che erano le tecnologie nuove, vedete, e è destinato ad ospitare oculistica e qui la chiamano otolaringoiatria, sarebbe otorino-laringoiatria. Eccolo appena restaurato, vedete la situazione dell'ospedale appena, anzi, edificato fra il 31 e il 34. La situazione dell'ospedale era molto diversa da quella odierna, non c'era ad esempio il Gaggia, non c'erano tutti gli edifici recenti. E il professor Iona segue da vicino tutte queste problematiche, non solo, ma auspica anche che si crei un grande centro all'ospedale al mare per le osservazioni climatico-ambientali, e lì riuscirà a mettere un suo allievo che è Mario Batain, a destra nella foto. Lì riuscirà a promuovere dal 1930 in poi con Giulio Ceresole il Centro Italiano di Talassoterapia e di Climatologia. Quindi diciamo che a Venezia era conosciuto e beneamato sia per i suoi meriti scientifici sia per i suoi meriti filantropici. E fa una scuola importante, tant'è che i suoi allievi sono chiamati anche in giro. Vi cito solo 2, Giacomo Dalla Torre e Mario Batain. Uno fra l'altro di origine ebraica, Giacomo Dalla Torre e Mario Batain. Come vi dicevo, lui, pur di origine ebraica, scriverà che non ha mai rinnegato la tradizione e la fede dei suoi, ma che lui non aveva fede. La sua fede incrollabile era l'unica fede che aveva nella sua coscienza, nella sua scelta etica. La legge morale dentro di lui era quella che ispirava tutte le sue scelte. Quindi anche negli allievi non predilige quelle che possono essere i credo religiosi, ma semplicemente la voglia di fare, e anche nella scelta dei suoi infermieri e del suo personale. E lo vedremo poi. Nel 1936 va in pensione. Cominciano già le prime note dolenti per gli ebrei e scrive ai suoi allievi: la mia origine ebraica mi venne rinfacciata come se l'essere nato fosse una colpa e un delitto il sopravvivere. Questo lo scrive nel 1936 congedandosi dei suoi allievi. E 2 anni dopo ecco che compaiono le leggi per la difesa della razza approvate dal Consiglio dei Ministri.
matrimoni misti proibiti, la definizione di ebreo, le discriminazioni, la notazione allo stato civile, l'esclusione dagli impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico. E poi anche l'espulsione dalle scuole. E poi anche dagli enti e dalle aziende private, non solo da quelle pubbliche. In questo periodo il professor Iona è radiato dall'Ateneo Veneto, di cui fu presidente. Viene radiato dall'Istituto Veneto, di cui è socio. Il 14 gennaio però del 1938 è discriminato. Cioè lui chiede un favore. Si chiamano discriminati gli ebrei che, diciamo, sono scesi a patto, secondo alcuni storici e secondo alcuni ortodossi ebrei, sono scesi a patto con il regime fascista. Allora andiamo a vedere le carte. Che cosa ha chiesto il regime fascista? Siccome Giuseppe Iona aveva la sorella Paolina malata di Alzheimer e non riusciva a controllarla, aveva una cara donna di servizio, Caterina Pastor, una donna di campagna come si usava una volta, che da decenni viveva con loro e che si seguiva questa povera malata che non sapeva più chi era e che cosa faceva. E secondo le leggi del 38 avrebbero dovuto mandarla via. E avevano anche un'altra Caterina, un'altra donna, Caterina Mian. Il professor Iona allora chiede all'amico e allievo Batahin di fornire dei certificati medici per attestare che Paolina è fuori di testa, è fuori di senno e che ha bisogno di queste due donne, che del resto le due donne non saprebbero che cosa fare se perdono lo stipendio e il lavoro. E il professor Iona è discriminato, cioè vuol dire gli concedono questo. Bene, questo per alcuni storici sarà un neo nella storia e nella vita del professore. Ma come vi dicevo, ci sono degli storici che vanno a vedere le carte e che vanno a capire che questa è una richiesta legittima, umana e non è assolutamente un tradimento. Nel 40 Iona è radiato dall'albo dei medici, non potrà più professare. E questa per lui, che era andato in pensione sì nel 1936, ma continuava a lavorare nel suo ambulatorio privato, fu un vero dramma. E allora varie testimonianze orali raccontano che c'era un signore che si aggirava con un lungo cappello, grande cappello floscio e un lungo tabarro, per non farsi riconoscere, e andava a visitare i suoi pazienti poveri o ebrei in giro per la città. Quindi finiva per conoscere e finì per visitare gli ebrei ammalati nascosti e i cristiani benevolenti che li nascondevano. Quindi conosceva delle cose che avrebbero potuto trasformarsi in armi mortali contro proprio i suoi pazienti. Il 16 giugno 1940 è eletto presidente della comunità israelitica. Proprio lui che in sinagoga non ci andava mai e neanche quando volevano portarlo i suoi genitori ci andava. Era appunto un laico. E nel dibattito che c'è quando gli propongono di diventare presidente, lui dice: ma guardate che io francamente non vorrei questo incarico, però continuate a chiedermi e io lo assumerò come impegno morale nei confronti di chi ha bisogno che io svolga questo ruolo. Però attenzione, dice, anche il rabbino mi ha detto che sarà una cosa da poco, io ritengo che non sia assolutamente una cosa facile, che sarà molto difficile e che stiamo attraversando dei tempi veramente barbari. Accetta di ricoprire questo ruolo, sarà riconosciuto perché deve passare per l'approvazione della prefettura e così via, mesi dopo, cioè nell'ottobre seguente. E per darvi l'idea, ecco, questi sono dei ricettari
di Giuseppe Iona. Vedete, professor Giuseppe Iona, belli anche come documenti storici perché erano offerti da queste case farmaceutiche, per cui scriveva nella parte destra e poi strappava, e poi questi sono ricettari semplici. Mi sono stati forniti dalla pronipote di Giuseppe Iona. Anche questa è una bella storia che adesso vi racconto. Il 16 giugno 1940, per farvi capire il tipo di carattere dell'uomo che non andava a compromessi con nessuno, il Gazzettino afferma: la comunità israelitica equivale ad associazione delinquere e ogni sinagoga è un luogo di ricettazione. Il neopresidente della comunità si reca dal direttore del Gazzettino Cantalamessa, entra nello studio finalmente ricevuto, rifiuta di sedere e gli dice: voi sapete bene che noi siamo un bersaglio senza difesa, non possiamo reagire con la violenza perché sarebbe provocare un massacro, non possiamo reagire per le vie legali perché saremo inascoltati, perciò ci si può pugnalare con l'offesa, sicuri dell'impunità. Comunque io non sono venuto a invocare generosità o equità, vi ripeto, domando una sola cosa: sappiate serbare nell'avvenire maggiore misura per rispetto a voi stessi. E questo è quanto dovevo dirvi. Quindi l'uomo, il laico, è una persona che invita gli altri a fare i conti con la loro coscienza. Il direttore del Gazzettino e i suoi giornalisti si erano comportati in maniera vile, perché avevano offeso con le ingiurie e con le parole chi non poteva difendersi, e quindi li invitava a misurarsi con la loro coscienza. Il Gazzettino non aggredì mai più verbalmente gli ebrei. E in un'altra lettera al prefetto, Iona gli ricorda che deve rispettare gli ebrei perché sono anch'essi cittadini veneziani, e il prefetto garantirà delle guardie all'esterno della sinagoga quando si celebrano i riti ebraici, e il professor Iona, che mai era entrato nelle sinagoghe, invece sarà sempre presente ai riti soprattutto di Pasqua, pasquali. Ecco, questo è un po' il quadro dell'uomo che nel 1942 ha perso questa Paolina, la sua sorella, che è sempre stata la sua compagna amica, ma anche una croce per lui. Dopo lunga malattia lo lascia e si ritrova queste due donne. Anche qui, andando a vedere le carte della prefettura, noi vediamo delle lettere accorate dell'uomo che dice: queste due mie donne di servizio sono anziane, una è piena di varici, non si può neanche muovere, dice, lasciate che le tenga, perché potranno continuare ad avere una casa. E quindi di nuovo viene discriminato, scende a patti con il regime. Ma è scendere a patti con il regime questo? Non mi pare. L'8 settembre ecco che c'è l'armistizio. Il 12 settembre i tedeschi occupano Venezia. Erano arrivati alla spicciolata già l'11 e cominciano a stabilire le loro regole per la sicurezza pubblica di Venezia. E il 14 settembre Giuseppe Iona comincia a scrivere il suo testamento. Sono dei foglietti piccoli, vergati con la sua scrittura puntuta, nervosa ma precisissima, proprio da anatomopatologo, da scienziato. E comincia a scrivere appunto il suo testamento. Annullo ogni mia disposizione precedente. E poi comincia con grande ordine a nominare i suoi eredi, con una gerarchia che è una gerarchia etica. Prima i legittimi eredi, quindi la sorella, quindi i nipoti. Ecco una foto, per esempio, dei suoi congiunti e dei suoi parenti più prossimi. È una foto del 31, non del 39. Ecco, e poi però è interessante leggere questo testamento, perché la sua preoccupazione immediatamente successiva a quella di lasciare ai suoi parenti più prossimi è quella di
lasciare alle sue fedeli donne di servizio, cioè a quella Caterina Pastor che da 30 anni in casa nostra assistette amorosissimamente mia sorella Paolina, quindi 20.000 euro in contanti e poi anche buoni del tesoro. Lascio a Caterina Mian di Domenico, detta Emma, anche lei per la più affettuosa e intelligente assistenza per anni, specialmente negli ultimi mesi, alla mia compianta sorella Paolina, 20.000 lire in contanti, 40.000 in buoni del tesoro. Non solo, ma lascia anche alla donna di servizio, questa Rosa Roitero, fu Giuseppe, che da 25 anni è stata nella casa del cognato e della sorella Amalia, lascia 10.000 lire in contanti e 20.000 in buoni del tesoro. Quindi un pater familias che ritiene che non solo i suoi congiunti siano nella sua orbita degli impegni amorevoli e economici, ma anche chi ha prestato servizio per lui e per la sorella. Ma soprattutto vediamo ancora questo testamento che è un segno importante di quello che è la persona. Lascia all'ospedale civile di Venezia buoni del tesoro, 5% scadenza per il valore nominale complessivo di 240.000 lire, una cifra enorme, con un reddito annuo di 12.000 lire. Quindi lui lascia all'ospedale che fra l'altro in quell'anno 43 gli aveva chiuso le porte anche come visitatore dei pazienti. Ormai i medici ebrei non potevano non solo non praticare la cura, ma nemmeno andare a visitare in ospedale congiunti o pazienti loro. E lui invece lo lascia all'ospedale perché si ostina a considerare che l'ospedale è la sua famiglia. Lui ha lavorato per quell'ospedale e quell'ospedale, nonostante la politica, continuerà poi a lavorare per il bene dei veneziani. Poi stabilisce 4 grazie, cioè 4 regali, le grazie sono 4 doni da 1.000 lire per 4 decenti di famiglia bisognosa e onesta. Troppe persone che avevano bisogno non solo di assistenza, ma anche di denaro aveva trovato nelle corsie dell'ospedale e lui ne aveva curate tanto. In un mio libro che ho scritto anni fa avevo recuperato alcuni di questi, avevo scritto anche le loro testimonianze. Andava poi a recuperarli a casa e questi si trovavano dei soldi dentro delle buste nella loro buca della posta. Anonimamente, sempre con il suo tabarro, andava oppure mandava a casa delle provviste di latte per le madri che non avevano i soldi per comprare il latte per i loro bambini. Ma ancora 4 premi da 1.000 lire a 4 infermieri di medicina e chirurgia generale fra i più distinti per zelo, onestà e rendimento. Quindi le sue scelte di elargire sono basate sul merito, sul rendimento e sulla necessità di poter fare queste cose e sulle impossibilità di farlo per mancanza di fondi. Quindi lui ha ben capito che gli infermieri sono lo scheletro che fa funzionare l'ospedale. Ecco quindi questi 4 premi da 1.000 lire a 4 infermieri. E poi pensa anche alla scuola dei suoi medici, ai medici che vogliono specializzarsi. Specializzarsi costa, studiare costa. Ecco quindi che devono andare 4.000 lire agli assistenti che aspirano al perfezionamento presso una università o presso un istituto di studi superiori medici in Italia o all'estero. Ma queste borse di studio devono essere assegnate dal Consiglio dei primari secondo un regolare concorso. Quindi un uomo che elargisce, ma elargisce con attenzione a che i doni e le elargizioni vadano a chi merita e a chi ne ha bisogno. Fra l'altro, l'anno dopo essere andato in pensione, lui crea proprio una borsa di studio, ma ne parleremo fra un po'.
E la sua biblioteca? Beh, per uno studioso la biblioteca è come la sua anima. E la sua biblioteca, che è l'anima sua, di suo padre e suo nonno, di Moisè Giuseppe Levi, di Moisè Iona e sua, la lascia all'ospedale civile. 1684 volumi, accumulati in 3 generazioni, e da mio padre, mio nonno e da me. L'ospedale l'accetta, dopo la fine della guerra farà un ex libris, vedete, con l'immagine della Scuola Grande di San Marco, dove verrà attivata la biblioteca storica e appunto con la scritta lascito Giuseppe Iona. Furono questi libri che mi condussero poi a fare tutta la storia, a forza di consultarli, di trovarli, poi a un certo punto trovai anche la storia di Giuseppe Iona e incuriosita cominciai a farla. Ma torniamo ancora al suo testamento, non dimentica nemmeno qualcuno dei suoi allievi, per esempio Mario Battain, allievo devoto e amico generoso. Lascia il microscopio, che gli è sempre stato molto utile e che a quel tempo era anche un pezzo molto innovativo, molto importante. E poi gli lascia anche, a sua libera scelta, 3 opere di medicina, a 1 o più volumi. Vedete com'è puntiglioso, cioè non gli dice 3 opere, specifica, dice possono essere o un volume o una serie di volumi. E la sua scelta prima di passare la proprietà alla biblioteca dell'ospedale civile. Lascio alla casa di ricovero israelitica buoni del tesoro al 5% per il valore di 60.000 lire. Questa immagine io l'ho presa dall'ospedale, non dall'ospedale, ma dal cimitero ebraico. Vedete, è una mano che aspetta la carità. Bene, per la tradizione giudaica la beneficenza o la carità sono un dovere che serve per riequilibrare le disuguaglianze che la storia crea. Quindi l'impegno da questo punto di vista del laico Giuseppe Iona è un impegno che si inserisce in una tradizione che lui ha ereditato dai suoi genitori, dai suoi avi, ma che ha fatto suo con consapevolezza del suo impegno morale, delle sue scelte etiche. Ecco la bellezza anche di capire tutte le sfaccettature di questo uomo. Questa è la casa israelitica alla quale lascia i 60.000 lire, ma ancora desidero che lire 3.000 siano distribuite entro 15 giorni dalla mia morte fra 6 famiglie bisognose della parrocchia di San Felice. Lui apriva la finestra e vedeva la chiesa di San Felice. E queste famiglie però non devono essere prese così a caso, devono essere scelte dal parroco e dal mio esecutore testamentario, avvocato Milner. Quindi l'amore per la città è l'amore anche per i suoi cittadini, ma ha anche un pensiero ai più bisognosi della comunità israelitica. Quindi lascia 1.500 lire entro 15 giorni da distribuirsi dopo la sua morte a 3 famiglie bisognose scelte dalla commissione di beneficenza della comunità israelitica. E quindi va avanti poi con il testamento che siglerebbe il 14 settembre del 43. Vedete la sua firma? Giuseppe Iona. Ma non finisce qui. Nel corso del testamento, quando parla di alcuni, per esempio della sorella Amalia, dice: e se dovesse premorirmi, cioè morire prima, e quindi stabilisce a chi devono andare quei beni che lascia lei. Quindi non ha nessuna intenzione di farla finita il 14 settembre. Ma se andiamo avanti, il 15 settembre aggiunge un commiato che è tragico per chi lo legge, perché si ricorda che non ha ricordato tutti,
nel testamento. Per forza, non poteva ricordare il marito della sorella Amalia, perché tanto i beni restavano a Amalia. Non poteva ricordare il marito o i bambini piccoli del nipote Beppi, che si chiamava come lui, perché tanto erano nell'asse ereditario. Perché lui nel testamento vuole aggiungere questo commiato? Perché qualcosa è intervenuto e ha già deciso di suicidarsi. Quindi aggiunge: rivolgo un particolare pensiero di affetto ai miei due cari, cognato Lorenzo Colesanti, cioè il marito della sorella Amalia, che viveva a Venezia, e nipote Adriana Gai Iona. Questa era una torinese sposata col nipote Giuseppe Beppi, che lui chiama nelle lettere, che viveva a Torino. Mi rimorde nella testa in questo istante non lasciar loro un particolare ricordo, cioè non gli lascio dei soldi perché vanno in asse ereditario. Di riflesso pensai ad essi nel mentre disponevo per la mia amata sorella Amalia e per il mio amato nipote Giuseppe, che sono ad essi rispettivamente legati dai più stretti vincoli, così dei miei benedetti nipotini Alberto e Gianfranco, i figli cioè del nipote Beppi. Questo è un estremo commiato. Ovviamente dovete pensare un'altra cosa. Questo testamento doveva essere realizzato da 2 esecutori testamentari e ne sceglie un ebreo, Franco, e Milner, invece uno cristiano, perché sa bene che gli avevano già confiscato tutti i beni come ebreo e spera che ormai i tempi siano maturi perché i nazisti e i fascisti finiscano la loro storia. Quindi è un uomo che è preciso, calcolatore, ma è carico di affetto per tutte le persone dalle quali lui ha ricevuto e alle quali vuole lasciare qualche cosa. Queste sono le immagini che mi ha mandato la pronipote, che adesso non c'è più, ma era venuta a conoscermi, e a sinistra c'è appunto la pronipotina Alberta e questo il pronipotino Gianfranco, questi che erano a Torino. E a sinistra noi abbiamo il nipote Beppi, appunto con la pronipotina Alberta, tanto perché questi nomi abbiano anche dei volti e perché siano calati nella storia. Comunque, dopo aver fatto quella precisazione il 15 di settembre, il professor Iona si toglie la vita. Nella notte fra il 15 e il 16. Cosa è successo? Sono stati rastrellati degli ebrei e sono stati fatti prigionieri 3 di cui non si conosceva l'identità. Sembra che il 15 abbiano interpellato Iona, fra l'altro il rabbino Tolenghi era quasi cieco e quindi non poteva riconoscere le persone. Cercavano un elenco aggiornato, avevano già gli elenchi degli ebrei ovviamente dall'anagrafe, no? E la prefettura erano stati aggiornati, ma c'era stato un fuggi e molti si erano nascosti proprio da veneziani. E pare che lui sia stato contattato dalla prefettura. Negli archivi non ho trovato traccia, neanche nei suoi archivi personali, di lettere o di convocazioni, però vari storici presumono che i tempi siano diventati maturi proprio per una convocazione del responsabile della comunità ebraica, anche perché i nazisti volevano arrivare anche qui alla deportazione finale, no? E quindi ecco, forse, probabilmente, quel 15 di settembre fu questo a determinare la scelta del professore, che si praticò un'iniezione di morfina. La mattina del 16 viene chiamato Mario Batain e ne riscontra la morte. Questo a detta delle figlie del Batain, ma non lo si sa ufficialmente. E il professore La Salma viene portato alla morgue per accertamenti e non viene dichiarata la morte. Infatti ufficialmente viene dichiarata il 17. Perché? Perché il 17 vengono liberati, perché si rappacifichino gli animi, vengono liberati gli ebrei che erano stati catturati.
Dunque, la figura del professore faceva timore perché c'era stata un'indignazione. Ma come era trapelata la notizia? Il Batain aveva ovviamente fatto correre la notizia e quel 16 di settembre si stava svolgendo un matrimonio. Il matrimonio di Fausta Brandes con Angelo Calimani. Si stavano sposando, arriva la notizia e tutti si mettono a piangere. Quando Riccardo Calimani, che sapeva che stavo scrivendo il libro, mi disse: ma guarda che si è ucciso il 16, io ho detto sì, 16. Dico, come fai? Erano già anziani i nipoti i genitori di Riccardo, no? Dico, si sbaglieranno di data perché nell'atto di morte c'è scritto 17. E dice no, perché uno non si dimentica mica la data del matrimonio. No, dico, allora hai ragione, perché dice stavano sposandosi e è arrivata la notizia che il professor Iona si era suicidato. Tutti si sono messi a piangere, hanno detto ma cos'è un funerale, questo non è più un matrimonio. I suoi genitori non sono tornati a casa, sono andati a dormire, a passare la notte all'Hotel Rialto, che era fra l'altro pieno anche di nazisti, e dopo sono scappati. Si sono messi in salvo come molti altri che, messi in guardia, allarmati da questo gesto estremo, hanno cominciato a pensare che la loro fine era prossima. La soluzione finale, che nessuno diceva, comunque hanno cominciato a percepirla. E molti veneziani si sono messi in salvo grazie a questo segnale. Ecco perché i nazisti non hanno voluto registrare la morte e non hanno voluto registrare la causa di morte. La registrano solo il 17 dicendo che è morto, non si è suicidato, nella notte fra i 16 e i 17, ritardandola quindi. Ecco, questo è il certificato di morte, come vi dicevo, laconico, che dice però che è morto alle 3:50 di mattina del 17. Poi c'è stata la liberazione e subito dopo la liberazione ecco che i suoi allievi e i suoi colleghi decidono di dedicargli una lapide in suo onore, ma soprattutto vogliono ricordare, vedete, non solo che è stato un anatomico clinico illustre, per 40 anni nell'ospedale con la profondità della dottrina, la fecondità delle opere, no? Ma che in tempi tristi di violenze e di arbitrio affermò col supremo sacrificio di sé diritti non sopprimibili dell'umana coscienza. Questa lapide gli fu dedicata dagli allievi devoti, colleghi e amici fedeli, che vogliono che l'immagine del civile maestro traggano i medici e ospedalieri dall'immagine l'ispirazione della loro fatica. E quindi dedicano questa lapide perché diventi un esempio non solo per i medici, ma un esempio di etica, di impegno etico contro la barbarie. Gli fu intitolato anche quel padiglione che fu costruito dal 31 al 36 e che lui aveva anche sostenuto, che divenne il padiglione Iona, e quando poi fu parzialmente abbattuto e è stato ristrutturato nel 14, ecco che anche nel nuovo padiglione Iona si è conservata la lapide. Questa è la pronipote Alberta, che lui ricorda nel testamento, che era venuta a conoscermi dopo che avevo scritto il libro e che mi ha fornito alcuni dei documenti che vi ho fatto vedere questa sera e che sono documenti della sua famiglia. Allora, i nipote e i pronipoti, dopo la fine della guerra, ereditarono tutti i beni che furono restituiti, che erano stati confiscati, ma che furono restituiti allo zio. Ma poi non ne vogliono più sapere dell'Europa, vendettero tutto e andarono in Brasile. Era stata una prova troppo dolorosa questa,
E quando lei venne e appunto la portai a vedere il padiglione Iona, la portai anche a vedere la lapide che nel 1947 anche la comunità israelitica gli dedicò. È una lapide che fu collocata nel 1947 all'interno, poi nel 1953 fuori, situata, non si vede, come mai non è? Vabbè, è comunque situata qui, la vedete? Ecco. E questa lapide recita così il ricordo: Giuseppe Iona, maestro di rettitudine e di bontà, nell'ora tristissima della persecuzione resse la comunità di Venezia con alto senso di dignità e vi profuse i tesori dell'anima sua grande. Conclude però: alla rovina d'Italia, al nuovo martirio di Israele, non seppe sopravvivere. La pronipote Alberta, e anche io come studiosa storica, siamo molto perplessi a quel non seppe sopravvivere. Un uomo di quel calibro, che non aveva evitato lo scontro con i giornalisti, con il direttore del Gazzettino, con il prefetto, non aveva evitato scontri neanche con i direttori dell'ospedale e così via, non si è tolto la vita perché non sapeva sopravvivere, perché era un debole. Era più l'immagine dei colleghi dell'ospedale, che era quella, l'immagine calzante con la memoria di Giuseppe Iona. Ma vediamo, capiamo forse anche il perché di questo vuol dire sminuire l'immagine di Giuseppe Iona. Beh, il suicidio non è approvato né della cultura cristiana né tantomeno della cultura ebraica, anche se nella Bibbia sono celebrati atti di molti eroici condottieri che si immolano senza speranza contro il nemico, quindi vanno al suicidio proprio per dimostrare. Ma nel caso della famiglia Iona noi abbiamo, vedete, 5 fratelli. Di questi 5 fratelli, Daniele, i 2 maschi, sono molto sfortunati perché muoiono presto. Questo addirittura adolescente, poi resta Amalia che vive fino agli anni 50, Paolina, come vi dicevo, sofferente e che resta celibe, Giuseppe che sceglie appunto di non sposarsi, Alberto che è la pecora nera della famiglia. È un commerciante di granaglie, praticamente fa una fuga d'amore con questa Ida Yeg che è una rumena di nobile origine, è di Ala Afio, di trentina, che è anche più vecchia di lui di 7 anni e che gli dà 2 figli, Adele e Giuseppe, che nascono a Braila, cioè in Romania. Poi però Alberto muore a 42 anni, muore improvvisamente e quindi Giuseppe Iona si prende il carico della figliastra, diciamo, della nuora e dei 2 nipoti, che lo chiameranno appunto zio o nonno, e quindi li segue amorevolmente. Questi poi, in particolare Adele continuerà la sua vita a Torino, all'Università di Torino, e lavorando non come docente ma come segretaria, e Giuseppe invece è ingegnere, fa la guerra del 15-18 e durante l'epoca fascista deve esibire tutti i documenti che poi sono arrivati a me attraverso la Alberta, e deve esibire tutti i documenti perché sia Alberto aveva sposato questa donna cristiana, Ida Yeg, sia Giuseppe aveva sposato Adriana Gai, che era cristiana. Cioè erano una famiglia che non aveva badato al credo religioso, si era integrata per amore con dei partner che erano cristiani. Ma nel 1935 e nel 1938, quando nascono i suoi figli Alberta e Gianfranco, li battezzano, perché la mamma è battezzata, perché quando appunto Giuseppe sposa la Adriana Gai a Torino,
prima si battesa perché sennò non poteva fare il matrimonio cristiano. Allora capite, questo forse è vissuto come una colpa di una parte di questa famiglia ebraica che però si era integrata con l'altro filone dei cugini del monoteismo sempre ebraico-cristiano. Questo può essere uno delle motivazioni, però francamente non pare che il fatto che questi provvedimenti abbiano colpito anche chi aveva sposato dei cristiani possano essere dei validi motivi per cancellare dalla memoria un comportamento che è a dir poco eroico del nostro Giuseppe Iona, soprattutto perché non è un comportamento isolato, ma si inserisce in una vita di donazioni, di impegno morale e scientifico che è a livelli altissimi. Proprio perché, non essendosi mai sposato, lui aveva fatto della sua vita, della sua storia, del bene degli altri, uno dei suoi obiettivi centrali. Questa è l'ultima lettera che Iona scrive a Beppi, siamo al 4 settembre del 43. Ovviamente non aveva nessuna intenzione di suicidarsi, anzi gli dice speriamo che cambino i tempi e non vedo l'ora di vedere i miei pronipotini, lui appunto il nipote Beppi era a Torino e questa immagine di Giuseppe Iona è un quadro che racconta la vicenda, riassume la vicenda. Chi è che l'ha fatto questo quadro? L'ha fatto Adriana Gai. Adriana Gai è quella torinese che aveva sposato suo nipote. Adriana Gai era una che faceva la staffetta partigiana, l'ha fatto per un certo periodo e andava a portare in montagna appunto tutte le varie notizie ai partigiani nascosti. Lei poi va a San Paolo del Brasile con il marito e con i 2 nipotini e dipinge e ha anche abbastanza successo. E uno dei quadri che dipinge è proprio questo. È lo zio Beppi, Giuseppe Iona. Vedete sullo sfondo Venezia e il campanile di San Marco, questi gli ebrei che fuggono, i nazisti che imperversano con le loro armi e soprattutto la minaccia delle deportazioni e della morte. Ecco, questo quadro fu esposto da Adriana Gai, ecco l'immagine, la fotografia della Gai, che ovviamente è mancata nel 2005, quindi ha età anche abbastanza avanzata, e un articolo che è comparso in uno dei quotidiani di San Paolo del Brasile, in cui si lamenta nel 2002 perché dice con Schindler List stanno celebrando l'impegno di una persona che ha salvato tanti ebrei, dice, e lo zio Beppi con la sua morte ha dato questo segnale, non ha voluto collaborare con i nazisti, ha salvato molti ebrei della comunità ebraica veneziana e nessuno lo ricorda. Ecco, questo è quindi l'articolo che è comparso nel 2000 e questa è una delle locandine delle sue esposizioni e questo è il quadro appunto che vi avevo mostrato, tanto perché la storia continua anche nella memoria di chi sopravvive. Questa è la pietra d'inciampo, sì, che è stata collocata davanti alla casa, alla porta di Giuseppe Iona. Qui abitava Giuseppe Iona, nata nel 1866, cercò rifugio nella morte. Cercò rifugio nella morte? Allora la Alberta Iona, che adesso non c'è più, ma qualche anno fa mi aveva nominato procuratrice legale, sua procuratrice legale, perché io chiedessi ufficialmente che in quella lapide si apportasse una piccola correzione. Alla rovina d'Italia, al nuovo martirio di Israele, no, non seppe, ma non volle sopravvivere. Perché, vedete, cerca rifugio nella morte chi ha una qualche fede, ma un laico non può cercare rifugio nella morte, perché è la fine di tutto per un laico. Quindi anche dal punto di vista semantico non è corretta la cosa. Quella fu una scelta molto più tragica, molto più drammatica, che non quella di un uomo di fede che
sperando nell'aldilà, si rifugia nella morte. Ecco, quindi io spero che questo che vi ho raccontato oggi sia un buon racconto di quello che fu veramente Giuseppe Iona e che forse merita anche una memoria diversa. Grazie. Beh, io credo Se avete delle domande? che tu abbia fatto vivere Iona, come nel film hanno fatto rivivere quello di Schindler List, no? Ecco, e tu l'hai fatto rivivere oggi, guarda, con tutte queste persone, credo che sia stato, sì, che tu hai ottenuto un risultato, insomma un obiettivo, hai raggiunto un obiettivo importante, credo, no? Oggi. No, la mamma si chiamava Levi. Allora, la mamma si chiamava Levi e il papà della mamma, Moisè Giuseppe Levi, fu un altro medico che fu molto importante a Venezia, scrisse molti libri, fu un eclettico, si occupò dall'approvvigionamento idrico a problemi proprio di medicina. E invece la mamma, che era Levi, sposò un Moisè Iona. Poi la cosa curiosa è che nella famiglia ritornano sempre gli stessi nomi, per cui se uno non si fa gli alberi genealogici si fa una gran confusione. Avete altre domande? Curiosità? È stato talmente esaustivo, ha raccontato talmente tante cose che penso che sia, non so se qualcuno ha ancora qualcosa da chiedere, ma penso che abbiamo sentito tanto, insomma abbiamo saputo. Vediamo, ma comunque c'è una mano laggiù, vediamo. Sì, sentiamo. Sì. Allora, come procuratore... Allora, io ho una procura legale di quando era viva l'Alberta Iona che me l'ha mandata, è scritta in brasiliano dal notaio che mi carica di diventare procuratrice per chiedere questa cosa. Ho scritto delle lettere ufficiali sia al presidente della comunità ebraica, Calimani, non Riccardo ma Dario Calimani, sia all'ex sovrintendente. E non mi hanno risposto. Questo mi pare molto triste e mi pare anche molto triste che nella pietra d'inciampo, che poi fra l'altro sono andata, se voi guardate su YouTube, a presentare io, ma quando me l'hanno scoperta sono rimasta così, perché trovò rifugio nella morte. Cioè, no. Sì? Sì? Sì. Quello che mi sorprende in questa storia è che hanno fatto monumenti per persone con un briciolo del valore di sto medico e che la comunità ebraica non si sia prodigata per fare qualcosa di più. Ecco. Cioè, no, ho capito. Certo signora, però ascoltando e ricordandomi le storie di mia mamma, di mia nonna che ne raccontava, ecco, sorprende molto questo. Non so, forse segnalare alla comunità ebraica che anche da parte dei cittadini veneziani, soprattutto, mia mamma è morta, ma vorrei che fosse qui per poter raccontare qualcosa perché meritava molto di più. Certo. Fra l'altro io adesso con il materiale che mi aveva dato l'Alberta Iona, chiamata Betty, ho integrato anche varie cose. Per esempio
ho trovato dei carteggi fra Iona, Giuseppe, che appena andato in pensione lascia dei denari per fare una borsa di studio, per dare una borsa di studio a un giovane, e siamo nel 37, e poi lascia anche un'altra donazione annua per l'infermiere più meritevole nel 37. Nel 39 il direttore gli scrive dicendo: guarda che la tua donazione non basta perché non sono maturati gli interessi, e lui gli manda un assegno. Nel 39 però Iona gli scrive e dice: ma scusa, nel vostro giornale dell'ospedale avete promosso tutte le varie borse di studio per 2 o 3 volte, 4 volte, e la mia non la citate mai. E c'è questa lettera piccatissima, molto bella, perché ha questo stile poi veramente che sferzante, no? E ti fa capire come questo uomo, e dopo gli dice anche, perché un vecchio medico in pensione investe affettivamente su questa cosa e forse meriterebbe di più. Ecco. E quindi ci sono questi toni che sono veramente toccanti. Infatti adesso io penso di ristampare il libro con questo materiale che mi ha dato la Betty Iona, e spero che poi la memoria sia una memoria vera su questa persona, perché ripeto, alcuni storici si sono fatti un attimo così sedurre da questo fatto che era stato discriminato, ma devi andare a vedere perché è stato discriminato. Cioè non ha chiesto dei vantaggi per lui, ha chiesto dei vantaggi per delle donne che fra l'altro erano anche cristiane, che non avrebbero potuto lavorare per lui. E quando lui muore nel testamento, perché gli lascia tanto? Perché sa che nessuno le prenderà più a servizio, perché hanno lavorato da un ebreo. Quindi con una lucidità che è incredibile. C'era qualcun altro che voleva? Cioè volevo chiedere, lei ha conoscenza che sicuramente anche altri veneziani, dei veneziani che vivevano qui a Venezia appunto da sempre, insomma da generazioni, hanno dato rifugio, hanno dato accoglienza, hanno nascosto molte persone ebree. Ecco. Sì. Io ho scritto anche un articolo anni fa perché c'era una famiglia, pensate, di 12 persone, 9 figli, madre, padre, zio, che sono stati nascosti con grandissimo rischio, ma poi anche ho avuto varie notizie e purtroppo questi non vengono segnalate o come spariscono. Quelli che rischiavano tantissimo. A nascondere, Sì. Queste persone hanno un nome speciale per gli ebrei, perché infatti io conosco degli amici ebrei in Israele, Tel Aviv, siccome per esempio mia nonna è stata una di quelle famiglie con mio nonno che hanno nascosto una famiglia intera ebrea a casa nostra. Io abitavo nella casa dei 7 camini, la nonna abitava... Sì, Santa Marta, sì. E la nonna aveva questa casa con la soffitta, e io mi ricordo che ero piccola, sopra avevamo questa famiglia nascosta ebrea. Tra l'altro ero molto molto piccola, però l'anziano, il capostipite, tale Leone si chiamava, è morto a casa nostra e abbiamo dovuto farlo portare fuori dalla casa. Eravamo appunto in alto, quindi per una scala di legno, lui era molto grande, molto grosso, quindi era stata una fatica terribile portarlo via con la bara. Me la racconta? Se vuole, sì. Sì, mia nonna aveva appunto nascosto 2 famiglie ebree. Perché io ho la testimonianza di questo, dello zio più vecchio, il figlio di mia nonna, che mi ha lasciato scritto proprio questa memoria. Va bene, gliela faccio avere perché lo zio appunto. Sì, dopo ci sentiamo. Ma per dire, io quando andavo in ospedale vedevo sempre un mazzolino di fiori, una piantina davanti alla lapide di Iona, no? E a una conferenza, quando ho scoperto il testamento, e ho fatto una conferenza in ghetto, era pienissimo, è venuta una signora che era anziana e con la figlia,
E mi ha detto, dice, ha presente che c'è sempre? Dico sì, ho visto che ci sono sempre dei fiori. E dice sì, perché sono io. E dice io abitavo vicino a San Barnaba, in una di quelle fondamente. Dice, io con il mio figlio siamo stati ricoverati all'ospedale Umberto I, perché era malato il bambino, e dice sia Giuseppe che la sorella Paolina, perché tutti e due andavano per ospedali, poi facevano del bene, avevano visto che noi eravamo in una situazione molto disagiata, perché il marito era in Africa e lei aveva questi due bambini, insomma, uno un po' più grande e uno piccolo piccolo. E dopodiché lei ha avuto sempre, è stata rifornita dal lattaio di fronte, della fondamenta di fronte, e vedeva un uomo appunto col tabarro e con il cappello floscio che andava a pagare. E una volta, dice, mi sono ritrovata un pacco di soldi dentro la busta delle lettere, e per questo mia figlia ha sempre portato i fiori a Giuseppe Iona. Ma quindi ci sono tante di queste vicende, e io che sono una storica che guardo i documenti, cioè, ho difficoltà a raccontare, allora devo fare gli incroci. Quando mi ha detto di questa cosa dell'uomo col tabarro, dico, boh, è un po' fantasioso, interessante. Poi vado al cimitero ebraico e parlo con il custode del cimitero ebraico, il quale mi racconta una storia analoga. E quindi 1 più 1 vuol dire che era vero che lui girava col tabarro. Dopo ho capito perché lui andava a curare anche i malati, magari ebrei, nascosti. Un'altra famiglia ebrea nascosta era di fronte al Bonvecchiati, dove adesso c'era una sartoria, e c'erano queste sartine. Mi dispiace che la signora è mancata, e mi diceva che lei andava a lavorare in questa sartoria e c'era una porta con una scala che finiva in una soffitta dove c'era nascosta una famiglia ebrea, ma anche lì non sono riuscita. Mi è venuto in mente, gli ebrei ci chiamano queste persone I giusti. Sì, i giusti li chiamano. Infatti, sì, perché loro stanno raccogliendo tutte queste testimonianze, e infatti questi amici volevano farmi sapere, e dopo io non gliel'ho portata, però insomma. No, comunque se vuole la scriviamo e poi quando abbiamo un attimo. Anche a loro, perché loro espongono tutto nel museo ebraico a Tel Aviv e a Gerusalemme. Sì, ma io questa famiglia Bondi, che si chiamava, sono andata anche da una di questi fratelli Bondi, e mi ha raccontato delle cose agghiaccianti, perché dovevano nascondersi, era in una villa della Riviera del Brenta, che era fra l'altro di un uomo di chiesa anche, non mi ricordo il cognome, e quindi sono stati momenti terribili, perché poi questi ammazzavano, deportavano anche certo. Sì. E questa è una storia che resta in gran parte da scrivere, come quella del professor Iona, che spero di aver contribuito. Insomma. Se ci sono altre domande? Se tu scrivi qualcosa, noi abbiamo dopo la possibilità di pubblicare in qualche modo anche nel nostro giornale o anche online. Insomma, se tu il libro, sì, ma sì, se per caso è una cosa poi piccola, insomma, che può ricordare, anche ricordare questa giornata, magari in sintesi, fare una sintesi. Per esempio, io ho saputo che i gondolieri hanno sfilato in una mia conferenza, perché uno si è alzato e ha detto, dice, ma sa che non si poteva, eccetera, e anche lì ho fatto le verifiche e è vero che c'è stato, e questa è stata una cosa bellissima, mi ha proprio colpito, perché questi che volevano dare l'estremo saluto hanno detto, vabbè, passiamo per il Canal Grande davanti, vicino a casa sua. C'è la signora che vuol dire qualcosa. Dunque vi parlo di circa 60 anni fa, vorrei dire. Io lavoravo a Venezia, proprio sotto l'orologio, negozio Zecchi, di calzature Zecchi. Ecco. E la nonna, del signor Stefano Zecchi, che voi tutti conoscete, va bene, mi raccontava che appunto aveva nascosto Roberta Di Camerino, la stilista, l'ha aiutata. Ecco, un'altra roba. No, ma è pieno comunque anche. Non c'erano solo gli infami che si andavano a approfittare e prendevano le case. La? Allora, la lapide si trova in ghetto,
quella con su scritto non seppe sopravvivere. È sulla... aspetta, gliela faccio vedere. L'altra? Sì. L'altra invece si ritrova dentro all'ospedale davanti al Gaggia. Praticamente nel giardino a destra c'è il Gaggia, dove c'è l'ingresso per il padiglione Iona, ma lato interno, lì sopra c'è la lapide anche con il bronzo. Come se fosse? Beh sì, dovrebbe essere, ma non so perché non l'abbiano mai fatto finora.